Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nella live del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di quelle persone che pensano sempre di sapere una pagina più del libro, che non so se qualcuno di voi le ha già incontrate, però alcune volte si ha la fortuna o la sfortuna di incontrarli. Però prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Legare Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social, su Facebook, su Twitter, di lasciare magari anche qualche like così in abbondanza se vi avanza, se ne avete qualcuno in più da dare. Vi ricordo che nel canale del vostro Marietto Veneziano ci sono 20 ebook, scusate, scusate, non nel canale ma nel sito che c'è sotto qui il link in descrizione del capitano.altavista.org, ci sono 20 ebook gratuito che vi aspettano con le istruzioni su tutti i circuiti più o meno che il Marietto ha dato negli ultimi 8-9 anni. Ne hanno già scaricati più di 150.000, quindi più o meno il Marietto ha già regalato all'umanità intera 2 milioni di circuiti radionici targati Marietto Veneziano. Vi ricordo anche che un veggente mi aveva pronosticato 20 anni prima che iniziassi che gli unici posti al mondo dove non sarebbero arrivati i circuiti Marietto Veneziano sono il Polo Nord, proprio perché nel ghiaccio non si riescono a usare. Bene, detto questo, vi ricordo che nel sito capitano.terroristi.org il Legare Marietto Veneziano hanno una zona e shop dove ci sono i servizi a pagamento se qualcuno ne vuole usufruire. Detto questo, vi ricordo solamente l'ultima cosa: venerdì 21:30 il The Guide a sibille interattive gratuite per chi vuole venire nel suo canale. Bene, parliamo un po' di quelle persone che pensano sempre di sapere una pagina in più del libro, no? Una volta ho letto su una parete di una stanza, la vita è come un viaggio. Se uno non ha mai viaggiato è come se avesse letto solo una pagina. Alcune volte, una volta ho fatto una pillola di quei tipi che hanno in mano un martello e pensano che tutto il resto sembri un chiodo. Altre volte noi incontriamo persone che praticamente, sono diversamente intelligenti, no, e purtroppo o perché da piccolini sono stati in un certo senso, programmati, o per via del karma, o proprio perché non è che sono malati, perché ci son delle patologie che si riescono a riconoscere, ma queste persone purtroppo hanno dei limiti, no, dei limiti proprio di visione, dei limiti di apertura, che sono anche determinati dalle loro insicurezze, no, pensano che magari se hanno un buon posto di lavoro o pensano di aver raggiunto un buon posto di lavoro e di conseguenza, fanno di tutto per poterlo ottenere. Però purtroppo, e poi fortuna per gli altri, esiste il karma, esistono delle regole ferree e dall'altra parte, quando ci sono andato, ho parlato con persone che di qua erano ricchissime e che dall'altra parte veramente stavano sudando 7 camicie e mi hanno detto: "Di qua ci sono altre regole che di là", cioè riportano. Quindi qui ci sono delle regole, ma dall'altra parte quando si arriva per fortuna non gliene frega nessuno se avete, tantissimi miliardi di euro in banca, non gliene frega nessuno se voi non avete fatto le cose giuste. Dovete fare le cose giuste, nel senso, se avete fatto quelle sbagliate, fregherà quelli della mano a sinistra o interesserà quelli della mano a sinistra. Quindi tutte quelle persone che pensano sempre di sapere una pagina in più del libro, oppure non hanno mai viaggiato e come se avessero visto solamente una pagina del libro, oppure pensano di avere in mano un martello e che tutti gli altri siano dei chiodi. Bisogna mettere in guardia, perché arriverà quel giorno, no, quei terapiattisti, quei newaggiani, quegli angeli colorati, questi suonatori di piffero, no, ma arriverà un giorno che per grazia nostra e per grazia loro capiranno che son seduti sulla sedia sbagliata, Proprio in questi giorni, dopo 20 anni, ho visto, no, che qualcuno incomincia a capire che sta per pagare gli sta per arrivare il conto, Sapete quando si va a mangiare in un ristorante ci si abbuffa, no, perché paga un altro. Però un giorno arriva il cameriere che dice: "Guarda, non paga più quell'altro", c'hai lì un sacco di pezzi da pagare e quindi oggi tocca a te. E ho visto proprio questi giorni gente che pensava di lanciare il sasso e nasconder la mano, eh, e quando uno ci si accorge che non può più nascondere la mano, allora incomincia a aggrapparsi, a tremare, a dormire male, prende psicofarmaci. Allora, prima di arrivare a questo stadio, no,
Per quelli che seguono il marietto sanno già che ci sono questi circuiti che aiutano a tagliare i legami perniciosi, a allontanare queste persone parassitarie, questi vampiri energetici, chiamateli come volete, no? Chiaramente poi ci sono anche a pagamento dei riti propiziatori di Ildegard Marietto Veneziano, proprio per allontanarsi queste cose qua. Alcune volte però il Marietto Veneziano ha spiegato che non bisogna vederli proprio negativi, perché come mi spiegava il mio vecchio, se c'è del karma nero per strada e c'è un tipo così che cammina nella vostro cammino con voi, lo raccoglie lui. E quindi non è che bisogna mandarli via, perché come vi ho già spiegato altre volte, i sarmadi non è che sono i più forti, no? Ma sono i più rimbambiti che hanno accettato il gioco di fare i cattivi. No? Come mi diceva il mio vecchio, mi diceva noi potremo spazzarli via quando vogliamo, ma poi chi se lo prende il posto di quelli lì? Chi è che poi vuole andare nel basso strade? Capite? Quindi quelli che pensano di fare i furbetti, oltre a pagare il debito che ci sarà, aiutano gli altri, quelli della mano destra, a stare molto meglio. Quindi, per quelli che seguono il Marietto, vi invito a seguirli sempre, attivare tutti i circuiti, non guardarli solamente e dire li stampo domani, no? Perché ci sono alcuni che mi contattano e mi dicono: "Sì, ho visto 2 o 3 pile, ho visto ma li ha stampati?" No. Allora, la forza non è solo guardarli, è anche stamparli, attivarli, usarli per la propria benedizione in casa. E poi un'altra cosa che Marietto spiega sempre: bisogna preoccuparsi quando si sta bene, perché quando si sta male la fatica diventa tripla. Allora o 10 volte di più. Quando invece si sta bene, che si dice: "Cavoli, ma sta scrollando l'Italia, a me mi sta andando bene", mi devo fare un punto di domanda, devo capire da dove questa fortuna perché tutti pensano, perché è merito mio, che son bravo, bello, intelligente. Sì, perché quegli altri no, eh. Allora, cari amici, il primo punto è che quando si sta bene si attivano tutti i circuiti gratuiti, si fanno fare riti propiziatori, anche a pagamento se hai la possibilità finanziaria, se stai bene. Se non stai bene, bisogna accontentarsi dei circuiti radionici gratuiti che una volta venivano venduti cada uno a 30 € per qualsiasi tipo di esoterista che andavate ai negoziati esoterici. Ma il Marietto li ha messi gratis per tutti, no? Belli, brutti e cattivi. Poi il lavaggio energetico per chi se lo può permettere di 100 €, che non fa mai male, son 100 € spesi bene. E invece per quelli che non ci credono, un giorno, io l'ho visto adesso, proprio in questi giorni, che sta arrivando il conto a una persona. Questa persona incomincerà psicofarmaci, alcol, incomincerà poi a avere problemi finanziari e tutta quella catena di eventi che chiaramente baciano sulla fronte quelli che han sempre voluto e creduto di avere in mano un martello e tutti gli altri fossero dei chiodi. Però, ricordatevi sempre, non bisogna mai toccarli quelli, per il semplice fatto che se c'è del karma nero, ce lo stanno pulendo. Bene cari amici, grazie di aver ascoltato il vostro Maledetto Veneziano e vi ricordo che abbiamo le shop nel sito capitano.ateviste.org per dei servizi a pagamento. Grazie e alla prossima, ciao.